Siamo qui con il signor Elio Doro, l'ideatore della Multirail. La Multirail oggi è un leader internazionale del catering per i treni ad alta velocità. Non c'è luogo nel mondo dove Multirail non sia presente con i suoi prodotti. Dal nord al sud, dall'est all'ovest, in tutto il pianeta, Multirail è conosciuta come leader assoluto nel suo settore. Signor Elio, ci può raccontare con le sue parole come è nata l'idea della Multirail? Ma diciamo che l'azienda Multirail ha avuto uno sviluppo quasi imprevisto rispetto al settore ferroviario, perché siamo partiti con un'azienda che produceva apparecchiature per la ristorazione collettiva. Da questa situazione si è presentata un'opportunità che io l'ho colta come uno sviluppo, un rischio che bisogna sempre avere comunque per essere presenti, per cercare, per valutare. Fa parte di azzardare prendendosi dei rischi per avere uno stimolo tale da poter essere presenti con innovazioni. Praticamente si è presentata un'azienda costruttrice ungherese dove hanno chiesto di sviluppare e di consegnare delle galley, delle cucine per 3 intercity in Ungheria che dovevano ristrutturare. Abbiamo avuto contatti con il costruttore, con il cliente, abbiamo approfondito le varie opportunità e mi sembrava una cosa fattibile senza un grosso impegno, visto l'esperienza che avevo e che avevamo avuto anche negli anni nel settore navale, dove praticamente ci sono delle normative, delle regole, dei principi di funzionamento molto, secondo me, sembravano molto simili. Quando poi ci siamo entrati nella realtà del treno, le cose sono completamente diverse. Il treno è un segmento molto in movimento, è un segmento che ha una esigenza di dare un servizio immediato e però abbiamo voluto perseguire questo tipo di opportunità con questi prima commessa, poi si è affacciata, perché comunque anche le voci girano all'interno del mondo ferroviario, si è affacciata la Fiat Ferroviaria. Era l'epoca dei primi pendolini italiani, il primo in assoluto, il primo pendolino progettato dalla Fiat Ferroviaria, dove volevano inserire all'interno del treno un angolo bar con una galley dove addirittura producevano il prodotto direttamente, cioè la pasta la facevano direttamente sul treno. Da là abbiamo iniziato questa avventura, trovandoci in una situazione abbastanza quasi ad aprire una porta al buio, senza sapere cosa si poteva trovare, se era un gradino troppo alto o se eravamo in grado di superarlo. Ma comunque eravamo abbastanza sereni, l'abbiamo fatto con una certa consapevolezza e abbiamo raggiunto l'obiettivo, che era quello di portare nel mercato italiano un primo pendolino dove il mondo lo aspettava, e Trenitalia era molto orgogliosa di questo prodotto, perché era il primo pendolino che viaggiava su un territorio con una morfologia come l'Italia molto critica. Non abbiamo la pianura della Francia, della Spagna, e noi dovevamo avere un treno particolare e affiancati, anche noi abbiamo fatto la nostra piccola parte sull'area catering. In questo periodo è nato anche comunque un rapporto, un contatto con i grandi stilisti, in questo caso era Giugiaro, dove mi ricordo una cosa un po' così curiosa, che Giugiaro aveva sviluppato il mock-up del treno completo, di tutta la lunghezza della carrozza ristorante, che non riusciva neanche a stare dentro il capannone che aveva a Torino. E noi abbiamo partecipato per quanto riguarda l'area catering,
poi arrivava il maestro, il famoso Giorgetto Giugiaro, e ha detto ma qua ci vorrebbe una linea, allora tutti pronti a modificare. Era comunque un ambiente molto, molto gradevole e propositivo. Crescendo con questa opportunità poi si sono affiancati altri costruttori. Naturalmente all'inizio di tutto questo percorso è stato supportato e fortunatamente dal mercato italiano. Le ferrovie italiane in quel periodo hanno investito non pochi soldi, energie, hanno praticamente stravolto il parco ferroviario che avevano in mano, lo hanno affiancato, sono partiti con 10 pendolini, da 10 pendolini sono passati a 15, da 15 pendolini poi hanno acquistato dalla ex Breda ferroviaria 60 treni alta velocità, il famoso Frecciarossa, dove noi abbiamo partecipato e abbiamo iniziato praticamente a crescere e lavorare su treni che adesso girano a 300 all'ora. Quindi con una casistica di normative nazionali e internazionali molto ma molto rigida, perché comunque ci va di mezzo l'affidabilità. Abbiamo fatto dei test anche di collaudo insieme ai ferrovieri, nelle linee ferroviarie, nella direttissima che abbiamo da Firenze a Roma, e è stata un'esperienza molto positiva trovarsi in galleria con il treno fermo e farlo partire con un motore solo. Ci ha messo, penso, più di mezz'ora per iniziare l'avviamento. Sono tecnologie, test che noi non ci immaginiamo neanche cosa vengono applicati a questo settore, e essere all'interno di questo segmento diventa una formazione strutturale e anche tecnologica anche per i nostri prodotti, perché comunque non solo io ma anche la mia squadra arriviamo da lavori fatti sempre su commessa, dove puoi essere propositivo, dove puoi azzardare ascoltando il cliente e proporre al cliente, e poi la cosa meravigliosa è che fai i collaudi in azienda per poi farli direttamente sul treno, quindi vedi tutta la crescita finché anche durante il mantenimento, insomma, del prodotto stesso. Tutto questo ha iniziato con altri costruttori italiani, abbiamo fatto delle ristrutturazioni molto importanti come di treni notte, abbiamo lavorato su dei treni che comunque sembravano distrutti e li hanno recuperati. Noi abbiamo lavorato con le ristobar, le carrozze ristrutturate che addirittura avevano ancora le bombole a gas per riscaldare le cucine, quindi cose molto remote, ma comunque tutta scuola che abbiamo fatto con molta attenzione, proponendo senza dimenticare tutto quello che noi abbiamo vissuto e potevamo proporre. Abbiamo avuto comunque degli interlocutori che ci hanno capito, che ci ascoltavano, che ci hanno fatto delle proposte disponibili a discutere, a valutare. In tutto questo periodo comunque siamo arrivati a una fiducia da parte dei nostri costruttori, parliamo per il momento solo delle ferrovie italiane, tanto che ci chiamano ancora in una fase di avamprogetto, dove c'è lo stilista che propone, dove c'è le ferrovie che dicono ma la concorrenza fa così, noi cosa possiamo fare? Ci coinvolgono per la fattibilità di questa operazione, ci chiedono se è fattibile o non è fattibile. Naturalmente quando c'è lo stilista di mezzo è il famoso architetto che comunque, se vuole un pensile fatto in un certo modo, non ti piace, però insomma alla fine magari ha una visibilità molto positiva. E quindi siamo entrati in un circolo abbastanza importante, ma nello stesso tempo con rispetto dei nostri anche cliente finale, perché noi lavoriamo soprattutto con il costruttore del treno, anche col cliente finale, il proprietario del treno, come in questo caso Trenitalia o la Renfe spagnola, ma soprattutto
in questo caso noi siamo come in seconda battuta, il nostro cliente principale è il costruttore del treno. Attualmente siamo a livello internazionale perché lavoriamo con i più grossi costruttori internazionali di treni. La fiducia che hanno su di noi è perché riusciamo a dare un prodotto che corrisponde alle esigenze del mercato, ma esigenze che possono andare, perché non tutti i paesi hanno l'alta velocità, il ristorante, addirittura partiamo dalla Svezia che ha un self-service che uno passa, si prende, passa alla cassa, si riscalda il prodotto e va fuori. Altri paesi dove c'è solamente un corner bar, dove vai, ti prendi il caffè, o addirittura quello che stanno dando un comfort maggiore al passeggero, perché è fondamentale spilare i soldi al passeggero oltre a quelli del biglietto, spilare dei soldi. Allora stiamo lavorando su dei treni low cost dove vengono impostate dei distributori automatici per prodotti caldi o freddi, oppure dei piccoli corner bar dove c'è un addetto che ti dà un prodotto molto rapido tipo un toast, così. Oppure c'è comunque da non dimenticare che il treno alta velocità ha delle criticità, però ha dei comfort elevati per quanto riguarda il passeggero, in quanto riduce il famoso spazio-tempo. È una cosa fondamentale, di stringere il tempo per arrivare a destinazione nel minor tempo possibile, dando comunque un comfort all'interno. Ecco perché l'area bistrò, l'area bar diventa fondamentale nello stile, nello sviluppo, nell'efficienza, perché la gente si ritrova. È come scambiarsi due parole anche con una gente che non conosci, magari può nascere delle opportunità, quindi è un'area molto importante che coinvolge soprattutto il design. Il design praticamente è entrato a far parte di questo percorso perché diventa fondamentale per quanto riguarda le linee. Diciamo che i nostri design italiani sono quelli che hanno fatto scuola in tutto, non solo nel ferroviario ma anche in altri settori. La linea ferroviaria italiana secondo me ha una presenza molto forte. Sono oltre 800 treni che girano in Italia in un giorno, e quindi di treni alta velocità ne abbiamo il Frecciarossa LTR 500 che è un treno favoloso, perché l'LTR 500 ha avuto già una ristrutturazione un po' di anni fa molto pesante, però la struttura di quel treno è una cosa meravigliosa. Non è un tilting, è un treno stabile, ma è di una affidabilità meravigliosa, detto anche dagli operatori. Non è da dimenticare che noi italiani siamo abbastanza azzardati per quanto riguarda la ristorazione. Abbiamo addirittura, adesso stiamo cercando di unificare il settore catering, che si avvicina più al settore aeronautico, con i prodotti, con il sistema di preparazione dei pasti, portarli a bordo, fare il rinvenimento, la cottura, e tutto questo. L'abilità è sia sul settore dell'area bar, bistrò, catering, dedicata al passeggero di seconda classe, di cosiddetta, che non c'è più la terza classe, ma diventa anche un servizio di prima classe. Nella prima classe abbiamo la Galli, la cucina dedicata, dove c'è l'operatore che ti dà il servizio del prodotto fresco, oppure c'è addirittura il cliente che va a servirsi, a prendersi il caffè, a prendersi la prima colazione. Quindi diventa un servizio abbastanza flessibile, molto flessibile direi, ma soprattutto con l'area di gestione dei prodotti all'interno di un treno in una maniera molto, molto critica da un certo punto di vista, perché stiamo parlando di prodotti caldi, refrigerati, e di prodotti che comunque devono avere una risonanza abbastanza importante, perché comunque l'italiano
cerca di portare il suo prodotto per conoscere i prodotti del suo paese, delle sue regioni. Questo ha sviluppato anche al nostro interno come azienda Multirei dei prodotti abbastanza innovativi, prodotti specifici, dove facciamo molta attenzione agli spazi operativi perché comunque sono ridotti ma devono essere confortevoli. Abbiamo sviluppato e testato e stiamo consegnando già da anni dei prodotti simili all'aeronautica, però con un comfort per il ferroviario molto più veloce e di una tecnologia molto più avanzata. Su piccoli spazi siamo riusciti a fare dei prodotti di forni con temperature specifiche concordate con il nostro cliente. Lo stesso forno con le stesse dimensioni lo facciamo sia refrigerato e lo facciamo anche congelatore. Questo è un essere presenti sul mercato anche al di fuori delle commesse stesse che abbiamo, ma bensì fornire addirittura anche i nostri competitor, perché è un prodotto che viene richiesto. Non ultimo abbiamo avuto la Nuova Zelanda che ci ha chiesto una ristrutturazione che dovevano fare su dei treni e hanno chiesto i nostri prodotti, quindi è un qualcosa che diventa interessante e comunque la ricerca, lo sviluppo dei nostri prodotti all'interno della nostra area operativa deve essere una continua ricerca, un continuo investimento, un continuo riproporsi sul mercato per avere delle risposte verso il cliente immediate. La struttura comunque della Multirei ha investito parecchio non solo sulle persone ma bensì anche sulle apparecchiature. Abbiamo la camera climatica che ci porta a meno 45 gradi o a più 80 gradi con l'umidità per il controllo, per l'analisi, tanto che il sistema di controllo che noi facciamo, i test che facciamo sono tutta documentazione che il cliente finale lo vuole prima di ricevere il nostro prodotto. Questo comporta un'attenzione molto elevata sul prodotto. Essere presenti significa vivere con il gestore del catering che fa una gara. Ad esempio con Trenitalia fa una gara per la gestione del catering a bordo ferroviario, vince un Cremonini o un qualsiasi azienda che a sua volta ha le sue esigenze perché vuole portare il suo prodotto, come è successo anche in altre opportunità, per campagne pubblicitarie. Prendono dei chef di alto livello marchiati che si presentano, fanno un menu dedicato e di conseguenza le apparecchiature devono essere all'altezza di questo prodotto. Quindi discutiamo con il gestore del catering anche se il nostro cliente, unico cliente, è solamente il costruttore del treno. Sì, quindi una crescita esponenziale nel corso degli anni che vi ha portato, come dicevamo prima, ad essere un leader internazionale e riconosciuto soprattutto in questo settore del catering, in particolar modo nel settore dell'alta velocità, ma non solo. Sappiamo, come diceva lei prima, con queste tecnologie che avete che vi portano a basse temperature e alte temperature per testare il prodotto prima che sia finito, avete realizzato dei treni un po' diversi l'uno dall'altro, che vanno su temperature, se parliamo del nord, fino al deserto. Ci può raccontare qualche aneddoto che riguarda questi particolari treni che avete realizzato? Diciamo che è abbastanza un ventaglio molto grande le nostre esperienze. Abbiamo attualmente in corso delle commesse molto importanti e tante che vanno dall'Arabia Saudita. Abbiamo dei treni, 35 treni, poi c'è il 36esimo per il personaggio arabo,
che sarebbe il treno VIP, e su questi 35 treni sono treni che portano i pellegrini alla Mecca, su un ambiente molto caldo, dove ci sono criticità di temperature, di polvere, di sabbia, e tanto che il costruttore del treno all'inizio ci ha fatto presente che la situazione può essere molto critica, può creare delle corrosioni molto alte, perché la polvere di sabbia si infiltra dentro dappertutto, e questo abbiamo dovuto fare degli interventi di cambiare determinati prodotti e di fare una ricerca e dei test per questa tipologia. Attualmente stiamo lavorando su una commessa per l'Egitto, quindi in ambienti molto caldi. Anni addietro abbiamo lavorato per il Marocco, abbiamo oltre 20 treni che girano in Marocco, quindi sempre su ambienti particolari. Da questa situazione passiamo a una situazione che può essere sia il mercato europeo, italiano, centrale, come può essere anche Trenitalia, perché i test dei treni che produciamo per l'Italia chiedono le temperature e la funzionalità a meno 20 gradi. Quindi quando il treno rimane fuori all'aperto, col freddo di meno 20 gradi all'interno, noi dobbiamo garantire che quando viene alimentato il treno parte e le apparecchiature funzionano. La stessa cosa però si precipita quando noi andiamo al nord. Abbiamo treni che girano in Finlandia, quindi le temperature, i test che abbiamo fatto per le apparecchiature in Finlandia sono stati a meno 45 gradi, quindi una cosa spaventosa. Quindi una cosa spaventosa, perché nonostante i materiali che abbiamo trovato e che i venditori dei prodotti hanno detto non c'è nessun problema, dai test che poi abbiamo fatto in camera climatica noi non corrispondeva, si rompevano certe valvole e creava delle non conformità non leggere. Attualmente stiamo lavorando con la Svezia, comunque un paese molto particolare, che è una commessa molto importante, e siamo molto orgogliosi di questo fatto, perché l'esperienza della Finlandia ci ha aiutato molto e ci stanno seguendo con un certo interesse anche. Sembra di no, ma la Svezia è un paese molto in fermento, ci sono tante aziende che hanno uffici di ricerca anche in Svezia probabilmente per testare i suoi prodotti. Noi siamo partecipi attualmente su questa commessa, che è una commessa molto grossa, che dura già da 4 anni e avrà comunque una durata ancora di minimo di altri 2 o 3 anni. Stiamo già lavorando su un'altra commessa, un'altra opportunità, però il mondo là è completamente diverso. Noi abbiamo sì le celle refrigerate per la conservazione, abbiamo le vetrine refrigerate dove il cliente passa, si prende il prodotto, va alla cassa, paga, e poi se lo vuole riscaldare c'è il microonde, oppure c'è il congelatore per la conservazione dei prodotti a lunga durata, e possono avere il consumo sull'area oppure andare al posto. Questo diventa una cosa abbastanza importante da un nostro punto di vista di cultura professionale, perché lavorare su campi così molto diversi l'uno dall'altro ci arricchisce, ci fa esperienza. Abbiamo avuto per esempio delle problematiche su dei frigoriferi, su delle celle refrigerate in Finlandia, che era fondamentale mettere delle resistenze su dei punti impensabili, però i test lo hanno richiesto e era fondamentale, perché sennò creava un disservizio. Sembra incredibile, ma la polvere della neve che si forma, del ghiaccio che si forma, è una cosa, si infiltra dentro, detto dagli operatori, si infiltra dentro dappertutto attraverso le piccole porosità, si infiltra comunque in un modo con dei danni incredibili, perché la neve poi si scioglie, diventa acqua, e questa poi ghiaccia e rompe. Piccolo aneddoto, la Fiat Ferroviaria allora ha avuto dei grossi problemi sulle ruote del treno, si creavano delle cricche dal freddo e hanno avuto dei danni incredibili, hanno dovuto sostituirli. Cioè è un mondo molto molto difficile, non è così semplice. E
Comunque anche nel settore del catering c'è un controllo di normative, di test, di analisi, di memorizzare i dati per poi trasmetterli e controllare che il prodotto sia efficiente, insomma. Così pure sulla ricerca, sui materiali. I materiali che vengono usati, un semplice cavo elettrico non è un cavo che si trova dal primo negozio, è un cavo che deve essere testato, bisogna avere il certificato, bisogna utilizzarlo in un determinato modo che sia secondo le normative ferroviarie, perché può succedere, come è successo, che si è incendiata una carrozza al ristorante e hanno chiesto nuovamente tutti i test alla Multirei per vedere se era competenza nostra o no. Naturalmente noi non abbiamo avuto nessun imprevisto perché li avevamo già presentati all'inizio, li abbiamo presentati adesso e andava bene, però basta poco. Una delle cose anche critiche sul nostro settore è la parte fondamentale, il trattamento dell'acqua. L'acqua che viene usata sui serbatoi, che noi forniamo anche i serbatoi dell'acqua potabile, dovrebbe, perché non ho certezza, viene detto che è acqua potabile. L'acqua potabile però prima di arrivare al rubinetto passa attraverso un addolcitore che a sua volta passa attraverso una lampada UV per sterilizzare e per mandarla in efficienza. Tutto questo è un percorso abbastanza critico per le normative, per il rispetto della manutenzione stessa. Questa operazione parte dai serbatoi. I serbatoi devono essere costruiti con materiale di un certo livello, con acciaio speciale, trattati dopo la saldatura, devono essere puliti e addirittura fatto un trattamento di conservazione dell'acciaio per mantenere pura la superficie. Questo per quanto riguarda il serbatoio dell'acqua potabile e anche per i serbatoi dei reflui, che sono sempre serbatoi che noi forniamo. Noi forniamo dei serbatoi che possono essere messi sotto il treno o dentro il treno. Certo che quando un prodotto viene messo sotto il treno, che può essere un serbatoio, può essere un'unità refrigerante per evitare di sentire il rumore e riscaldare all'interno di una carrozza, ha una criticità molto elevata, deve subire dei test piuttosto di una rigidità incredibile, perché può deragliare il treno una volta che si sgancia, insomma, nonostante tutte le sicurezze. E questo è un'attività che viene fatta e dialogando con il costruttore del treno, con i suoi enti interni che verificano i nostri dati, e in maniera, è un prodotto che comunque ha un controllo che possiamo viaggiare in tutti i casi molto serenamente, non c'è difficoltà. Quindi abbiamo questa componente di grande precisione che deve essere rispettata fin dall'inizio dei lavori che voi fate qui in azienda con i suoi 28, i magnifici 28 operai, e però anche nella realizzazione di questi prodotti che voi fate, che sono altamente innovativi e guardano al futuro, abbiamo anche una chicca che è l'Orient Express. Sì, l'Orient Express è stato, personalmente è sempre stato un grande desiderio che non ho ancora realizzato, quello di salire e fare un viaggio nell'Orient Express. L'Orient Express è un treno che comunque ha una certa immagine e una certa presenza sul mercato, dove tutti guardano l'Orient Express. L'Orient Express è sinceramente, io sono stato a bordo più di una volta a bordo dell'Orient Express, è già da un po' di anni che noi lo serviamo, ha 2 ristoranti all'interno, ma di una cucina molto elevata. Abbiamo fatto delle attività inserendo dei prodotti di tecnologia molto avanzata. Ci sono dei frigoriferi, esempio, per la conservazione dell'acqua, che sono nascosti dietro a dei pannelli in legno decorativi, che non si sa che dietro c'è un frigorifero. Abbiamo messo i compressori sotto per non disturbare i clienti. L'Orient Express
non è perché mi piace l'antiquariato, le cose vecchie, perché quando fanno la revisione tutti gli anni, alla fine campagna, va in revisione il treno, quando entra in servizio è come salire su una macchina nuova, si sente il profumo del nuovo, delle cose cambiate, e la cosa fondamentale secondo me è vivi in un ambiente dove vedi che c'è stata una storia, che vivono. Per dirvi come vive l'Orient Express, l'anno scorso l'Orient Express è andato, mi sembra l'anno scorso sia successo, ha mandato all'asta una suite e è stata assegnata per 90.000 euro una suite su un treno di quel genere. È un treno prestigioso, è un treno che comunque dà, non è che non... Cioè, qua noi abbiamo il deposito, il punto focale qua a Mestre, dove c'è il magazzino dell'Orient Express, dove fanno le pulizie, il carico, preparano il treno per fare il viaggio. Quel giorno che sono andato io arrivavano carrelli di champagne, cioè è una cosa normale come caricare una bottiglia d'acqua. Perché? Perché comunque a chi va dentro là ha una mentalità di un certo tipo e va servito con il massimo della... È come il top di un hotel, di un ristorante, dalle persone. La cassa di registrazione non deve essere una cassa meccanica dove io vedo i tasti, è tutta rivestita in legno con i buchi dove metto dentro il dito per schiacciare. È una cosa meravigliosa. Insomma, l'Orient Express è stato e è tuttora per noi un fiore all'occhiello, insomma, ed è stato come anche Italo quando abbiamo iniziato in Italia, quando è arrivato Italo, perché la Comunità Europea ha liberalizzato le linee ferroviarie, quindi c'è la possibilità di fare concorrenza. È entrato Italo è entrato con 25 treni, noi siamo saliti su Italo, abbiamo fatto diverse galli e ho fatto una chiacchierata con allora Montezemolo, che era il proprietario o il maggior proprietario, insomma, dell'Orient Express, e dove lui ha voluto addirittura montare i prodotti della Frau in prima classe come sedute. E abbiamo discusso e era molto soddisfatto il fatto che noi potevamo essere a bordo, che era un'eccellenza italiana a bordo di un treno che lui era molto orgoglioso di avere, insomma. Ma è un treno prestigioso, è un treno che comunque doveva avere, detto da Alstom il costruttore, uno sviluppo incredibile a livello europeo e mondiale, e ha fatto invece solamente i 25 treni italiani. Adesso sta per uscire, stanno lavorando da anni il nuovo TGV che doveva uscire ancora oltre un anno fa, lo stanno ancora studiando per portarlo avanti. Adesso stiamo lavorando con la Danimarca per treni innovativi dal punto di vista ambientale, perché è fondamentale l'ambiente, purtroppo non va dimenticato, è un qualcosa di importante. La Danimarca, per cultura sua, per ambientazione, è molto rigida. I gas refrigeranti delle celle refrigerate devono essere secondo delle normative abbozzate, non ancora congelate, quindi anche a livello di mercato diventa molto critico tutto questo, ricerca coi fornitori, sviluppare, sembra qualcosa di leggero, ma la Danimarca è una battaglia nuova, insomma, di cui noi ci stiamo vivendo, è fondamentale. Come un'altra cosa molto importante, che stiamo lavorando con un costruttore spagnolo, è un treno innovativo a tutti gli effetti, presentato alla Fiera Mondiale della Inotrans, che viene fatta a Berlino ogni 2 anni, a parte il Covid adesso che è prolungato, dove partecipano tutti i costruttori di treni del mondo, con i treni, con i materiali, addirittura i sassi portano anche, quelli che mettono a fianco alle rotaie. E avevano presentato lassù il prototipo di questo treno, lo hanno portato, hanno fatto i test, lo stanno costruendo, hanno iniziato a consegnarlo a breve. All'interno di questo treno, la cosa innovativa, che poi adesso sta prendendo mano anche su altri prodotti, è il riscaldamento che aveva le scaldine laterali che portava via spazio normalmente su una carrozza,
Qui invece hanno fatto il pavimento riscaldato. Il pavimento riscaldato è una novità assoluta sul treno, ma oltre a questo, oltre alla tecnologia che è molto avanzata, noi abbiamo sui nostri prodotti abbiamo un registratore di dati che dialoga direttamente col treno e col capotreno, dove il capotreno vede se c'è un'anomalia e noi possiamo collegarci in remoto e intervenire direttamente. Quindi è molto avanzata per mantenere l'efficienza. Ma oltre a questo hanno raggiunto non solo la tecnologia ma un comfort maggiore, hanno lavorato sugli isolamenti portando tecnologie più avanzate e riducendo gli spazi di isolamento e quindi maggior comfort all'interno. Hanno cambiato completamente i prodotti, l'estetica dei prodotti. Quando il prodotto inizialmente per l'Italia e anche per il centro Europa era quasi esclusivamente in acciaio inox l'estetica, adesso non è solamente la parte del bar che viene rivestita con dei colori un po' proposti dai designer, ma addirittura le apparecchiature vengono rivestite in laminato finto legno, che comunque diventa un prodotto più caldo, più riposante. Un aneddoto molto particolare che comunque mi piace ricordare: quando abbiamo fatto i pendolini della Finlandia, l'estetica era in legno, il legno di betulla. Il legno di betulla che è stato scelto, lo ha scelto Giugiaro. Come lo ha scelto? Lo ha scelto salendo sul treno e girando in Finlandia per capire l'ambientazione di come era costituita la tipologia di alberi, colori, e così poi, oltre che al laminato, ha lavorato anche sui tessuti delle sedute, dei pavimenti, rendendo un ambiente adeguato a quella tipologia di prodotti. Quindi adesso sta ascendendo e arrivando anche a noi, non solo per il mercato italiano, ma bensì spagnolo, abbiamo la Svizzera, l'Inghilterra, che praticamente preferiscono avere una finitura in laminato per rendere più caldo, più ambiente. Da laminato poi si passa alle superfici verniciate, che anche là entrano in un contesto di tutto il treno, che deve essere. Questo tipo di prodotto non è che ti dicono me lo dai bianco, bisogna fare i test, verificare, presentare il prodotto, trovare la tonalità che loro chiedono, se è compatibile, trovare le aziende che producono questi prodotti a normative ferroviarie, che non tutti lo fanno, perché comunque è da considerare questo, che il treno non è un'automotive, l'automotive ha numeri esponenziali, il treno quando ne fai 10, 20 o 30 sono già numeri importanti, insomma. La cosa che non è da dimenticare è che comunque quando esci non fai un prototipo, provano e poi ti fanno l'ordine. Bisogna uscire e centrare l'obiettivo al primo colpo, insomma. Quindi ogni prodotto che esce dalla Multirail è un lavoro enorme che c'è dietro, di ricerca, di tecnologia, di know-how, che è sicuramente, come dicono i dati, riconosciuto a livello internazionale. Mi diceva prima di questo treno nelle Langhe. Sì, è stata un'opportunità che abbiamo colto con entusiasmo, perché praticamente un comune delle Langhe ha partecipato a un concorso trovando dei finanziamenti europei, e la cosa bellissima, si tratta di carrozze recuperate nei primi Novecento, fatte dalla Germania, recuperate, e le hanno ristrutturate. Ristrutturandole hanno fatto aderire a questo percorso delle scuole di artigianato, dove hanno lavorato con le parti in legno attorno ai finestrini e sia sulle sedute, mantenendo un po' l'origine. Praticamente noi abbiamo partecipato a questo perché all'interno c'era una cucina tipo ristorante di alta qualità e con una seduta dove
mangiavano, praticamente succedeva questo. Durante il giorno il treno si spostava, andava a visitare le cantine, che nella zona delle Langhe ci sono non solo prodotti di vino, di cantine importanti, storiche, sotto le colline eccetera, ma bensì anche all'arte culinaria. E il pranzo o la cena in modo particolare veniva fatta all'interno del treno con dei cuochi stellati. Quindi è stata una cosa molto, molto prestigiosa essere presenti su questo percorso, insomma. E faceva un percorso, un anello praticamente, che adesso credo che sia ancora in funzione, faceva un anello dove portavano a visitare le eccellenze sue della zona delle Langhe, insomma. È stata una novità abbastanza importante. Adesso ci sta pensando anche Trenitalia con l'Arlecchino, che l'ha appena ristrutturato, il famoso treno che aveva la parte panoramica frontale. Ci sono delle opportunità non da poco anche per il mercato italiano e anche per il futuro, perché comunque non è da dimenticare che noi abbiamo il Frecciarossa, abbiamo fatto 60 treni del Frecciarossa, ne abbiamo fatti altri 14 ultimamente, li stiamo completando, ne abbiamo oltre 20 che vanno sul Frecciarossa per il mercato spagnolo, perché abbiamo vinto come Trenitalia una gara di linee private in Spagna, e comunque il Frecciarossa attualmente, l'ETR 1000, è il miglior treno che c'è nel mondo. Non perché l'abbia detto a suo tempo Moretti, ma perché è reale e è comunque valido come linea, come forma e come prestazioni. Il treno che va oltre, che può arrivare anche oltre i 400 km all'ora, naturalmente viaggia a 300 perché le linee attualmente non lo permettono, ma i test sono stati fatti a oltre 400, è un treno eccezionale, insomma. Quindi noi siamo a bordo di questo treno sia per la classe per il bistrò, ma anche per la classe executive, cioè la prima classe, insomma. E cerchiamo di essere presenti con prodotti innovativi, ma anche andare a proporre, perché abbiamo, ad esempio adesso in questo periodo ci sono dei rinnovi dei gestori del catering, sia in Italia che anche in Spagna e in Francia, e il gestore del catering che si propone per partecipare alla gara comunica con noi per dire Elio cosa possiamo proporre di innovativo, di diverso, di importante. Naturalmente tutto deve essere contenuto in determinati costi, in determinate importanze, perché però c'è un equilibrio che deve esserci tra il gestore del treno e il proprietario del treno. Esempio, il proprietario del treno è molto ambizioso di quello che ha prodotto, che ha costruito, che ha messo sul mercato, e diventa fondamentale che il servizio che danno al cittadino sia ai massimi livelli, che sia un'eccellenza, perché comunque sono soldi che tu hai dato a me e io ti devo dare un servizio, e quindi non posso mancare in questo. Diventa fondamentale avere, ora come ora che c'è anche un po' di concorrenza come Italo, diventa ancora una battaglia più viva, più vivace, è uno stimolo maggiore, insomma è l'anima del commercio, della presenza. Come lo è per loro, lo è anche per noi nel nostro settore. Noi siamo in un segmento dove la competizione è abbastanza relativa, ma finalizzata alle richieste. Siamo in 3 in Europa, adesso siamo rimasti quasi in 2 che hanno importanza, siamo noi e un tedesco, che hanno un certo peso, che partecipiamo, che discutiamo e che siamo coinvolti. Però comunque è un qualcosa che tu devi proporre, perché è come una nazione che ordina, anche se ordina un treno solo, pur di avere, loro chiedono di tutto e di più. Ci sono i tedeschi che hanno chiesto agli spagnoli dei treni dove il tipo di gas refrigerante per gli impianti non c'è. Poi c'è la confusione perché chiedono un gas refrigerante per le celle refrigerate che mettono sui grandi magazzini dove è pericoloso, ci sono dei pro e contro, quindi non possono. E questa è comunque una discussione che è sempre attiva, e anzi
Il treno rappresenta, diciamo, è un parallelo con la storia dell'uomo. Se pensiamo alle prime locomotive a carbone, arrivando fino all'alta tecnologia, i treni a super alta velocità del Giappone, per esempio. Oppure anche quello che ha rappresentato nella storia dell'uomo, basti pensare alla conquista del West negli Stati Uniti, dove il treno ha rappresentato il veicolo di trasporto non solo delle persone ma anche di una esplorazione che poi ha portato alla ricchezza dell'Ovest, eccetera, eccetera. Oggi siamo a questo punto dove i treni viaggiano ad alta velocità e secondo lei qual è il futuro del treno nei prossimi 50 anni? Come si svilupperà secondo lei la mobilità dei treni? Ma io credo che il treno sia comunque un mezzo, il famoso trasporto su rotaia diventerà sempre un prodotto essenziale e insuperabile, da un certo punto di vista che dobbiamo spostare delle persone che per motivi di lavoro, di turismo o di altro genere, per facilità e comunque anche per sicurezza, per affidabilità, vedi sia le temperature, le condizioni atmosferiche, il treno è più sicuro in assoluto, ma il treno ti porta in città, ti porta non a 30 km perché l'aeroporto è più lontano che ti devi alzare prima, sei direttamente, quando senti sei già nella città, nel centro, quindi per il lavoro o per il turismo diventa fondamentale. Oltre, il treno diventa comunque e ha avuto un'evoluzione soprattutto per il tempo che io devo abbattere. Il famoso conflitto tra il treno e l'aereo c'è sempre stato e ci sarà ancora, perché comunque il treno ti dà un comfort di un certo tipo, raggiunge le cose in tempi quasi più brevi dell'aereo, perché intanto che ti devi alzare prima, adesso poi con i controlli che ci sono anche a livello aereo, sì, ci sono anche sui treni, però insomma siamo già più rapidi. Ma l'evoluzione del treno diventa una cosa fondamentale, perché non dobbiamo dimenticare il rapporto comfort, tecnologia, e nel senso che la tecnologia mi deve aiutare a avere un prodotto che mi sposta molto velocemente e che mi dà un comfort all'interno molto importante. Non è la brioche che io mangio. Parliamo di treni ad alta velocità, noi siamo su questo mondo del treno ad alta velocità perché parliamo di tratti piuttosto lunghi dove il cliente rimane a bordo, ha bisogno di consumare, di essere confortato. Anche un semplice caffè, vi racconto solo questa. Noi abbiamo lavorato in Slovenia, abbiamo fatto i primi 3 pendolini dove hanno voluto un prodotto di una macchina da caffè espresso, una macchina da caffè che non era adatta sul ferroviario. Il responsabile del trasporto ferroviario sloveno è andato a bordo del treno, è andato al bar e ha chiesto un caffè e la macchina non funzionava. Quindi era più importante avere un caffè che avere l'efficienza del treno. Quindi non è da sottovalutare una cretinata che può essere una pastiglia o un valore di €1 o €2, ma il comfort che tu dai alla persona. Cioè uno che va sul treno ti dice prima che non ha bevuto il caffè perché la macchina non funzionava, che il costo del treno perché era troppo oppure era giusto. Quindi sono tutte cose che devono essere colte con un certo sensazione. La presenza del ferroviario, del trasporto su rotaia può avere le sue evoluzioni, possiamo arrivare all'evoluzione magnetica dove hai la massima silenziosità, sono treni che i primi, ma non dico i primi, insomma sono treni che girano in Cina a alta frequentazione dove la gente ha 3-6 posti a sedere in linea di traverso, quindi, e sono a lievitazione magnetica perché portano parecchie persone.
Se questo succede anche in Italia, perché comunque c'è un'evoluzione a questo, c'è l'evoluzione dei treni a idrogeno che sono già in esercizio, abbiamo iniziato con i treni a pannelli solari, addirittura hanno fatto ricerca, è un laboratorio viaggiante il nostro, insomma, a tutti gli effetti, e possiamo arrivare anche a quegli abbattimenti di spazio ma soprattutto di tempo molto più compatti, che diventa fondamentale. Però tu all'operatore deve dare un servizio, ci sarà sempre quello che avrebbe piacere di vedere la pentola della pasta che sta bollendo e che tu poi gliela spadelli e la distribuisci. Ci sono quello che avrebbe piacere di avere e di vedere e di avere a vista il cuoco che ti prepara il prodotto, che te lo dà, che la confezione che è ermetica, che posso andarmelo a mangiare al posto, come la pasta asciutta dentro sul bicchiere, tipo bicchiere quello che è termico, quindi mangi la pasta asciutta, non è cosa da italiani, ma insomma ci sono diverse opportunità di crescita. C'è un'attenzione anche da questo punto di vista che non va dimenticata, perché le presenze, l'ambiente dove gira il treno deve comunque rispettare le esigenze del cliente. Noi abbiamo i finlandesi che hanno un self-service, abbiamo l'Italia che nei primi anni, quando c'era l'ETR 500, avevano un menù per il nord, e quando il treno arrivava giù a Reggio Calabria cambiava menù, perché là preferivano un menù diverso. Cioè sono tutte realtà che comunque l'occhio guarda al cliente per dargli un aiuto. E la cosa è importante, che sembrerebbe quasi assurda da un certo punto di vista. Abbiamo avuto contatti con la Flixbus, quell'azienda internazionale che ti trasporta a bassi costi con il bus. Adesso stanno lavorando già da qualche anno sul FlixRail, quindi vorrebbero un treno a basso costo. Però in Italia stanno discutendo, noi abbiamo partecipato, ma sono nomi di un certo livello che hanno intenzione di partecipare a questo, vorrebbero fare un angolo bar dove io preparo un prodotto tipico italiano, lo do al cliente, anche se ha pagato 10 euro per spostarsi in treno, ne spende 3 per prendersi 2, che ne so, di pasta nostra prodotta. Cioè un Bauli, per esempio, alla stazione di Verona, che ti fa il prodotto, ti dice: bene, vuoi questo? Sì. Lo taglia e ti mette dentro un po' di gelato, marmellata e così, e te lo distribuisce. Mangi un prodotto italiano, fresco e di ottima qualità. Dare questo, che è un costo irrisorio, ma se tu glielo fai davanti al cliente, diventa una cosa meravigliosa. Questo la FlixRail sta lavorando su questo programma. Quindi i messaggi arrivano non solo dalle grandi catene, ma bensì anche dai piccoli. Io ho lavorato nella mia vita anche con la Burger King, quando è venuta in Italia, i primi burger che hanno fatto sia a Firenze, Roma, Milano, però hanno dovuto mettere dentro la pasta che non era prevista, l'hanno fatta e facevano anche la pasta, quindi il cliente va coccolato, ecco, questo diventa, e coi giusti mezzi, insomma. Sì, quindi un'evoluzione del treno per quello che riguarda il gap tempo e spazio, come diceva lei prima, però mantenendo sempre quella, anzi migliorando quella qualità che è anche il nostro fiore all'occhiello in tutti i campi, nel design, in qualsiasi campo in Italia dove ci cimentiamo, e abbiamo sempre avuto dei buoni riscontri. E per finire, Elio Doro, questo personaggio interessantissimo che è riuscito a partire dal niente e arrivare nel mondo, e oggi è riconosciuto
meritatamente a livello internazionale. Ha un sogno nel cassetto? Ma è un sogno che è un po' legato all'attività che attualmente stiamo portando avanti, che stiamo svolgendo, che ci hanno riconosciuto, come lei diceva, perché non volevo dimenticare anche il fatto che siamo stati coinvolti dalla Hyundai. La Hyundai è una divisione interna che è la Rotem. La Rotem, una divisione ferroviaria, oltre che armamenti, eccetera. Una divisione ferroviaria, ci hanno coinvolti, siamo andati in Corea, abbiamo fatto la discussione con loro, abbiamo fornito a loro 10 treni che poi loro li hanno costruito in Corea per mandarli in Irlanda, e adesso siamo diventati i suoi partner per quanto riguarda il mercato europeo. Ma è un rapporto, un approccio di una cosa meravigliosa, uno che ti fa un contratto sulla lavagna e ti fa la fotografia per dirti questo è il contratto e per me è valido questo, senza tante burocrazie. Il sogno di tutto questo è comunque stimolato da questa tipologia di lavoro dove tu devi essere comunque sempre propositivo. Non è come mettersi sempre la solita maglietta tutti i giorni, la cambio ma il colore è sempre quello, mi va bene. No, devi essere perché l'amante ti vuol vedere in un aspetto diverso, rinnovarsi. L'idea del mio desiderio abbastanza forte, e penso che sia anche fattibile, è quella naturalmente di dare continuità e di crescere come azienda, ma soprattutto creare all'interno dell'azienda avere un vagone o 2 vagoni, dove i vagoni vengono allestiti, predisposti all'interno e arredati, magari con l'aiuto dei grandi stilisti, arredati, e creare una cucina con i nostri prodotti dove invitiamo i clienti con un chef stellato che prepara il prodotto, che assaggiano i menù, fatto sulle nostre apparecchiature, fatto da un cuoco, che poi magari li possiamo avere una parte di ristorante dove c'è un comfort, un'area confortevole, dove c'è anche una sala riunione per confrontarci, per discutere, per analizzare, per proporre. Cioè è un libro bianco che lo vogliamo aprire insieme per completarlo e aggiungere pagine di volta in volta, perché poi sicuramente c'è lo stimolo da parte nostra tecnica, da parte dell'olfatto del cliente, cioè è un continuo crescere e proporsi sia nell'estetica, nel prodotto, nella conservazione e nella parte finale. Certo che l'ideale attualmente sul mercato ferroviario ci sono tutte queste cose che comunque vanno proposte, analizzate, discusse, fatte capire anche alle grandi menti, quelle decisionali, perché comunque sul ferroviario non è che si cambi così con facilità. Per loro le cose che funzionano, non è il caso di cambiarle, insomma. Quindi anche su questo segmento, un segmento dove il costruttore del treno ti dà l'apparecchiatura e poi la dà a un gestore che lo gestisca, che d'accordo il cliente deve essere soddisfatto e contento, però deve essere un connubio con noi stessi per poter dargli un'apparecchiatura adeguata. Avere una carrozza così, che diventa una carrozza laboratorio, ma il bello è averla qua in azienda, non su uno showroom da qualche altra parte perché è più bella, ma in azienda, perché io praticamente ti sto dando un prodotto dove l'ho costruito. Dopo quella porta c'è l'azienda dove l'abbiamo sviluppato, testato e verificato. Studiarlo insieme, ti porto a tavola, ragioniamo insieme con un buon bicchiere di vino e un prodotto fatto sulle nostre apparecchiature. Questo sarebbe l'ideale. Dopo il top sarebbe arrivare sui nuovi treni della nuova tecnologia, dove ci sono diversi occhi puntati a livello mondiale, i nuovi treni dove la Virgin è la promotrice di questo treno. È un treno che praticamente raggiunge quasi la velocità dell'aereo, correndo su un tunnel a lievitazione magnetica. Avere un prodotto magari leggero, piccolo
e col marchio Multirei a bordo del treno, fa essere parte di questa squadra, diventerebbe il top, insomma. Però insomma, partiamo dal laboratorio aziendale per arrivare a invitare le persone in un ambiente confortevole, insomma. Bene, complimenti per tutto il suo percorso, signor Elio, e concludiamo con una battuta scherzosa. Lei da piccolo giocava con i trenini? Io sinceramente ero appassionato di treni, ma non così eccessivamente. L'unico aneddoto che posso dire è che un mio amico vicino di casa, roba da 10 metri uno dall'altro, lui aveva il treno metallico, quei treni metallici tutti colorati, i trenini, e io avevo un piccolo trattore, un giocattolo di plastica, due cose, e invidiavo lui perché aveva il treno. Questo era un po'... Forse è nato tutto da lì. Ma... Bene, grazie signor Elio Dalla per il suo tempo e congratulazioni per la sua azienda. Grazie a voi. Saluti.